terminata con il risultato di 1-4, l'11ª giornata di campionato che ha visto vincere il Futsal Emili. Siamo qui con il tecnico Cinzio Orlando, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione dei propri ragazzi. È stata una partita abbastanza movimentata, onore comunque all'avversario perché ha messo in campo una grinta non indifferente. Il primo tempo è finito 1-0, quindi insomma ci hanno dato del filo da torcere, poi la nostra esperienza ha fatto sì che il risultato cambiasse, alla fine il risultato è quello, è 4-1. Una grossa differenza anche rispetto all'ultimo match contro il Pioppo. Cosa forse non ha funzionato, perché i primi minuti sono stati un po' di appannamento, poi però Sciortino ha deciso di mettere tutto in discesa. No, i ragazzi comunque hanno risposto bene. È normale che quando manca un pilastro come Rappa in difesa o anche Termini in attacco che abbiamo avuto fin dall'inizio del campionato e dentro mettiamo due o tre ragazzi che invece si sono inseriti da poco, qualche meccanismo ancora non funziona benissimo, però si sono comportati bene comunque. Oggi prestazione sontuosa per Francesco Sciortino, ha giocato poco forse in questa stagione. Questa gara può cambiare anche per la seconda parte dell'annata? Francesco si è allenato bene da sempre, ci sono stati momenti in cui ho preferito tenerlo fuori anche per dargli un po' la scossa, e oggi era il momento di giocare e ha risposto bene, sono contenta per lui. Adesso invece diamo uno sguardo al prossimo match, si ritorna in campo infatti il 13 di gennaio, una gara importantissima contro il Figarazzi. C'è forse anche una voglia di rivincita dopo l'ultima giocata in Coppa? Allora, le partite sono tutte importanti e tutte difficili, certo per questioni di classifica quella del 13 gennaio, la prossima sarà sicuramente forse più importante delle altre e sicuramente ci sarà voglia di rivalsa visto il risultato della Coppa, ma noi comunque giochiamo tutte le partite come se l'avversario fosse sempre lo stesso, sempre forte, sono tutte difficili le partite, quindi va bene che sia Figarazzi, che sia l'Oratorio, i 3 punti sono 3 punti.